I commissari straordinari e i direttori sanitari delle ASP siciliane e delle aziende ospedaliere sono stati convocati il prossimo 8 settembre a Palazzo d'Orlean a Palermo, sede della presidenza della regione siciliana, per relazionare sull'attività di riprogrammazione dell'offerta sanitaria. Si tratta del primo passo per attuare il piano operativo per l'abbattimento delle liste di attesa negli ospedali siciliani, approvato dalla Giunta lo scorso 27 luglio. I manager della sanità dovranno comunicare i risultati finora conseguiti al presidente della regione Schifani, all'assessore alla salute Giovanna Volo, alla presenza dei dirigenti generali, dottor Salvatore Iacolino e Salvatore Requirez, che hanno firmato la lettera di convocazione. Ho voluto questo primo momento di verifica, afferma il presidente Schifani, per serrare i tempi di attuazione dei vari passaggi del piano e avere la certezza di rispettare il cronoprogramma stabilito e di centrare l'obiettivo di abbattere le liste di attesa. Questa è una delle condizioni, continua il presidente Schifani, per garantire ai siciliani il diritto a ottenere servizi sanitari di qualità e in tempi accettabili.